24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Le strumentali precisazioni di queste ore da parte del Ministero della Salute dicono di un rattoppo peggiore del buco, come si dice dalle nostre parti. Le proposte sono state fatte di fronte a rappresentanti delle regioni, a parlamentari e a tecnici del settore e testimoniano che ci troviamo di fronte non più ad un commissario liquidatore, ma ad un curatore fallimentare, che oggi ha celebrato il funerale della sanità pubblica italiana. E questo purtroppo è il tragico senso della proposta Monti Balduzzi per raschiare altri 5 miliardi dalle tasche degli italiani. Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha commentato le due ipotesi di riforma del ticket sanitario avanzate dal Ministro della Salute. Con l'operazione True Toys, la Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 4 milioni di giocattoli made in Cina, potenzialmente pericolosi, pronti ad inondare le spiagge italiane. Le fiamme gialle hanno smantellato un'intera filiera commerciale che aveva basi in Veneto e in Toscana. L'importatore cinese è stato denunciato. I militari, seguendo le tracce contabili e finanziarie della merce, sono risaliti alla filiera e partendo da Padova sono approdati nella provincia di Firenze. Qui, nel deposito dell'importatore, hanno messo in sicurezza oltre 4 milioni di giocattoli non sicuri, privi di idonea certificazione e quindi potenzialmente pericolosi. Sono quasi 4 milioni i pezzi complessivamente sequestrati, destinati non solo al mercato locale. Quelli che erano partiti da qui erano circa 400.000 pezzi, il resto era destinato al mercato nazionale, probabilmente alle spiagge per il periodo estivo. Sono stati prodotti in Cina, sono stati importati da un importatore che ha sede a Firenze e da questi distribuiti sul territorio. Il problema è che l'importatore ha l'obbligo di allegare al giocattolo la documentazione tecnica che deve aver passato tutti i controlli necessari, chimici, fisici e elettromagnetici. Questa documentazione in realtà era parziale solo per la parte meccanica e completamente assente per il resto. Il turismo è uno strumento strategico per lo sviluppo economico nazionale, ma a fronte delle esigenze del settore il governo sembra indifferente e finora ciò che si è visto è stato solo qualche tentativo di riaccentrare la materia a Roma. Lo ha ribadito Marino Finozzi, assessore al turismo del Veneto, prima regione italiana nell'economia e dell'ospitalità, al termine dei lavori della Commissione Turismo delle regioni e le province autonome. Mentre l'economia italiana è schiacciata dalla crisi, il turismo non solo è suscettibile di sviluppo, ma rappresenta un'attività economica che migliora il territorio e non è delocalizzabile, ha sottolineato Finozzi. Eppure dal governo nazionale non arrivano segnali di attenzione, nessuna risposta alle richieste e alle proposte delle regioni, costituzionalmente titolari della materia, né del documento economico e finanziario. Eppure a questo segmento economico servono iniziative, alcune delle quali immediatamente realizzabili a costo zero. Scendono in piazza ancora una volta i lavoratori in una manifestazione sostenuta da Fiome CGIL che questa volta ha bloccato Piazzale Stanga a Padova, creando 10 minuti di blocco totale del traffico. Una manovra questa per protestare contro le modifiche all'articolo 18. Il governo, sostenuto anche dal Partito Democratico, ha varato e varerà in questi giorni definitivamente la modifica dell'articolo 18. Noi pensiamo che sia una cosa disastrosa per il mondo del lavoro e quindi a partire da oggi e anche dalle altre manifestazioni che abbiamo fatto bisogna intensificare lo scontro per arrivare a uno sciopero di carattere prolungato contro questo governo. Insomma, i lavoratori oggi rischiano di perdere il posto di lavoro, sono massacrati dalla crisi e queste ulteriori modifiche al mercato di lavoro distruggeranno ulteriormente le garanzie dei lavoratori. Dopo il terremoto anche il maltempo si è scagliato contro Sant'Antonio e proprio nel giorno della sua festa. La processione delle reliquie del frate portoghese, ormai una tradizione per la città di Padova, è stata annullata a causa del violento acquazzone iniziato nel pomeriggio di ieri, un evento che si era presentato anche 2 anni fa quando il corteo era dovuto rientrare sempre a causa della pioggia. Noi abbiamo fatto tutto come dovevamo fare e non c'è stato niente se non la processione che è mancata. Anche al termine della messa la decisione era chiara, insomma, che non si poteva uscire.
Io ho avuto qualche speranza che il tempo si sfogasse, allora intanto abbiamo fatto la preghiera della tredicina in Basilica, poi abbiamo fatto cantare Sigueres Miracolo sperando che il miracolo avvenisse e poi alla fine abbiamo deciso insomma di far fare i discorsi al provinciale e al sindaco e di chiudere con la benedizione in Basilica. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.